Buongiorno al TG1. Dal 18 maggio gli italiani credenti potranno tornare a messa. Lo stabilisce il protocollo tra il governo e la Conferenza Episcopale Italiana firmato in mattinata dal Presidente Conte e dal Cardinale Bassetti. Il Presidente del Consiglio ringrazia i Vescovi e dice che le celebrazioni si svolgeranno in piena sicurezza. Quanto alla fase 2, Conte precisa che se i contagi resteranno stabili sarà possibile anticipare la riapertura di alcune attività. Roberto Chinzari. Il protocollo per la celebrazione delle messe è un passo verso il ritorno alla normalità. Stamattina la firma con il Presidente del Consiglio insieme al Ministro Lamorgese e al Cardinale Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dal 18 maggio, spiega Conte, i fedeli torneranno in chiesa nella maniera più sicura e ringrazia la CEI per il sostegno morale e materiale al Paese in un momento così difficile. La fase 2 procede positivamente, ma resta fondamentale il controllo del contagio con un monitoraggio attento anche su piccole porzioni di territorio. Se continueranno gli atteggiamenti responsabili degli italiani, ha ribadito Conte, possibile anticipare qualche riapertura. Parrucchieri, estetisti, bar e ristoranti in alcune regioni potrebbero ripartire dal 18 maggio. Si lavora per accelerare. Siamo in una fase molto delicata, ha sottolineato il Premier, con un PIL in brusca caduta e rischi per l'occupazione. Serve una risposta coraggiosa ed adeguata, non lasciare indietro nessuno. A Palazzo Chigi, in Conte e i rappresentanti delle associazioni che si occupano di disabilità, mentre si affrontano gli ultimi nodi sul decreto da 55 miliardi, aiuti per famiglie e lavoratori, credito e sostegno diretto alle imprese. L'auspicio è vararlo entro la settimana. Sono impegnato a mediare, spiega Conte, a fare una sintesi efficace delle misure. Da Italia Viva, utili contributi, non ostilità. Nel pomeriggio l'incontro con Boschi, Rosate e Faraone.